Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Stromboli, nuova esplosione del vulcano. Sull'isola si è alzata una nube altissima di vapore con ricadute di cenere, distribuite le mascherine di protezione. Anche l'Etna tuona ancora, attività dal cratere voragine con emissione di cenere. Operativo l'aeroporto Fontanarossa. La città intanto è ostaggio della sabbia vulcanica piovuta nei giorni scorsi. È raccolta solo in minima parte. Rosalia Messina Denaro condannata a 14 anni, è la custode dei segreti del fratello, di cui è stata preziosa collaboratrice nei 30 anni di latitanza. Le mani della mafia su appalti e politica a sciacca, 7 gli arresti. In manette boss, imprenditori e anche l'ex dirigente della Protezione Civile di Agrigento. Via D'Amelio, alla vigilia del 32esimo anniversario della strage, non c'è ancora nessuna verità. A Caltanissetta si apre l'ennesimo processo per depistaggio. La famiglia Borsellino cita in giudizio anche lo Stato. Neri Marco Re si racconta, l'attore regista Siracusa parla del suo cinema, della TV e del suo amore per la Sicilia. Il calcio, esordio a Brescia per il Palermo che ha chiesto di giocare in trasferta le prime 3 gare di campionato per consentire i lavori al Barbera. In Serie C il Catania completa lo staff tecnico e si prepara a trasferirsi ad Assisi per il ritiro. Bentrovati a Stromboli, forte esplosione nel primo pomeriggio e nube altissima. Turisti e residenti sono stati indirizzati nella piazza della chiesa. Francesco Triolo. L'allarme è scattato poco prima delle 14:10 e le sirene hanno iniziato a suonare. Lo Stromboli è tornato a tuonare con una nuova forte esplosione che ha provocato una nube di vapore altissima sull'isola con ricaduta di cenere. Turisti ed isolani sono stati allontanati dalle spiagge e dal centro abitato e fatti salire sino alla piazza San Vincenzo, definito come punto di raccolta dal comune, dove sono state distribuite le maschere per il volto. Nella sede della Guardia Medica, operativi Croce Rossa e ASP. Il comune ha consigliato, nelle prime ore dopo l'esplosione, di rimanere in casa e al riparo dalla ricaduta di ceneri. Noi eravamo a mare, hanno suonato le sirene, siamo saliti tutti in piazza, stiamo aspettando sul da farsi. È un'esplosione come ne sono venute tante altre, è ovvio che viverla è diverso, sarei bugiarda nel dire che il momento quando le sirene hanno iniziato a suonare un pochettino d'ansia viene, però tutto a posto, tutto sotto controllo, tantissime forze dell'ordine e quant'altro, quindi c'è un'ottima organizzazione. Siamo in piazza, il punto più sicuro. Da Lipari è arrivato il sindaco Riccardo Gullo, che ha partecipato alla riunione urgente convocata dal Comitato Operativo Avanzato sull'isola per monitorare la situazione. L'evento parossistico si è esaurito già dopo un paio d'ore, ma l'INGV ha sottolineato che dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore ha raggiunto, in corrispondenza dell'evento, un livello molto alto, seguito da un rapido decremento fino a raggiungere attualmente il livello medio. Questo era uno dei fenomeni pericolosi attesi all'interno di questa fase di intensa attività dell'isola di Stromboli, che è caratterizzata da un livello di allerta rosso proprio per questa situazione di intensa attività. Nuova eruzione notturna sull'Etna, la cenere viene dispersa in direzione sud, operativo all'aeroporto di Catania, ma possibili ritardi. Lorena Dolci. Ci risiamo. Con Catania in piena emergenza cenere lavica, l'Etna torna a riprendersi la scena. Ha cominciato nel tardo pomeriggio di ieri con un graduale incremento dell'attività stromboliana dal cratere voragine. Il fenomeno è intensificatosi intorno alla mezzanotte è costantemente monitorato dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'attività produce emissioni di cenere che per ora si disperdono in direzione sud. Il tremore vulcanico è tuttora in aumento e potrebbe
evolvere in fontane di lava. L'origine è stata localizzata poco ad est del cratere Voragine, proprio la bocca che ha dato spettacolo negli ultimi tempi e che con la sua attività ha fatto diventare il vulcano più alto. L'Etna oggi tocca i 3.369 metri. L'avviso per il volo, il cosiddetto VONA, è passato da rosso ad arancione. Nonostante la nuova fase eruttiva, l'aeroporto resta operativo, ma sono possibili ritardi o cancellazioni per effetto delle misure applicate nelle prime ore del mattino. La SAC invita i passeggeri a contattare direttamente le compagnie aeree per verificare lo stato del proprio volo. 17.000 tonnellate di cenere sulle strade, cittadini esasperati che si recano nelle isole ecologiche. Catania, a distanza di una settimana dalla caduta della sabbia vulcanica, è ancora alle prese con la raccolta e lo smaltimento. Il comune cerca soluzioni immediate, mentre il sindaco trantino interviene con un post su Facebook. Emanuela Corsi. Sono quasi 17.000 le tonnellate di cenere cadute a Catania, 200 quelle rimosse secondo le procedure avviate dal comune, che ha dato priorità alle strade verso ospedali, stazioni, grandi assi viari di collegamento, centro storico e zone commerciali. Una settimana fa il risveglio del cratere Voragine ha causato una pioggia di cenere sulla città e da giorni i cittadini si recano nelle isole ecologiche dove sono stati creati i centri di raccolta, spesso senza fortuna. La causa è la limitazione al conferimento nella piattaforma Eco Recuperi di Caltanissetta, che nel fine settimana è chiusa, mentre da lunedì a venerdì consente lo scarico di solo 2 casse al giorno di terre di spazzamento. Qui siamo nell'isola ecologica di Picanello, dove già alle 10.30 del mattino lo scarrabile è pieno e i cittadini devono attendere che l'unico disponibile venga svuotato e riportato indietro. Operazioni lunghe che fanno perdere la pazienza. Sono incazzato nero perché non so dove buttare la cenere vulcanica. Terza volta che vengo, come si fa? Terza volta che vengo. Non abbiamo dove metterla, ce la dobbiamo tenere a casa. L'amministrazione comunale, per ovviare a questo problema, fa sapere che sta provvedendo ad una convenzione con un'altra piattaforma. Il sindaco trantino, attraverso un post su Facebook, definisce la situazione snervante. A seguito di varie riunioni, scrive il Primo Cittadino, le ditte incaricate della raccolta hanno stabilito un piano di intervento. La questione nasce, precisa Trantino, da un contratto che prevede la raccolta, senza stabilire però modalità e tempi di intervento. Il comune ha intanto programmato interventi di spazzamento meccanizzato con l'applicazione di divieti di sosta, soprattutto in orari serali, nelle strade interessate dai lavori. L'esecuzione dei divieti verrà resa nota ai residenti delle singole strade con 2 giorni di anticipo. Condannata a 14 anni Rosalia Messina Denaro, sorella del boss defunto Matteo. I PM avevano chiesto per lei 20 anni. Rosalia è la custode dei segreti del fratello di cui è stata preziosa collaboratrice nei 30 anni di latitanza. Laura Spanò. 14 anni di carcere, la pena inflitta dal GUP di Palermo, Clelia Maltese, alla sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, 69 anni, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Il processo si è svolto con rito abbreviato. I PM avevano chiesto per lei 20 anni di carcere. La donna è reclusa da marzo del 2023. A gennaio a Palermo i Ross avevano catturato dopo 30 anni di latitanza il fratello Matteo, di cui lei è stata preziosa collaboratrice. Secondo l'accusa rappresentata in aula dal PM Gianluca De Leo, l'imputata avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la cassa della famiglia mafiosa e la rete di trasmissione dei pizzini, consentendo al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza. Quello di Rosalia Messina Denaro è stato definito come un ruolo centrale in Cosa Nostra. Dalle indagini coordinate dal procuratore De Lucia e dall'aggiunto Guido e dai sostituti Padova e De Leo, Rosalia Messina Denaro, nome in codice Fragolone, la più grande delle 4 sorelle del boss, è considerata la custode dei segreti di Matteo Messina Denaro. Gestiva entrate e uscite finanziarie dell'ex boss, che le chiedeva rendicontazioni periodiche, un vero e proprio logotenente, e nell'archivio in mano agli investigatori c'è di tutto, anche i nomi dei finanziatori occulti, come l'imprenditore a cui Rosalia doveva chiedere 40.000 euro. Proprio piazzando una microspia nella sua abitazione a dicembre 2022, gli investigatori riuscirono a risalire al capomafia latitante. Rosalia aveva nascosto nella gamba di una sedia, dove i carabinieri cercavano di piazzare una
Giovanna Cimici una sorta di diario clinico del fratello, allora ammalato del cancro che poi l'ha portato alla morte, disobbedendo al diktat del boss, bruciare ogni pizzino dopo averlo letto. Grazie a quel ritrovamento i carabinieri scoprirono che con il nome di Andrea Bonafede, identità prestatagli dal geometra di Campobello, il boss era in cura alla clinica La Maddalena di Palermo, dove poi fu catturato. Un errore che costerà la libertà al fratello, a lei ed altre persone della cerchia più ristretta che hanno protetto in tutti questi anni il latitante. Mafia, appalti, condizionamento del voto, infiltrazione nell'economia legale e anche nei lavori per gli hub vaccinali durante l'emergenza Covid. La Guardia di Finanza ha arrestato 7 persone a Sciacca, fra loro l'ex direttore della Protezione Civile di Agrigento, Manlio Viola. Associazione mafiosa, estorsione, usura, corruzione, illecita concorrenza aggravata dalla finalità di agevolare Cosa Nostra, ma anche scambio elettorale politico-mafioso e traffico illecito di rifiuti. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Palermo, in collaborazione con quella di Sciacca nell'Agrigentino, ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare, 7 le persone arrestate, 5 in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Fra gli arrestati c'è anche Maurizio Costa, 64 anni, ex responsabile della Protezione Civile di Agrigento, indagato per corruzione e falso in atto pubblico. Tutti accusati di far parte della famiglia mafiosa di Sciacca e gli altri 4 destinatari della custodia in carcere, mentre ai domiciliari sono finiti Rosario Catanzaro e Vittorio Di Natale di 55 e 49 anni, entrambi di Sciacca, indagati per scambio elettorale politico-mafioso. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'esistenza di dinamiche criminali legate all'esercizio di un controllo capillare economico del territorio da parte della famiglia mafiosa, al cui interno sarebbe emersa anche un'accesa competizione per ottenere la leadership del gruppo, terminata soltanto alla fine del 2021 dopo la morte dell'anziano boss Salvatore Di Ganci. La famiglia di Sciacca si sarebbe infiltrata poi nel tessuto produttivo economico legale. Fra il 2020 e il 2023 avrebbe condizionato diversi appalti pubblici come quello per la realizzazione del depuratore o il rifacimento della rete fognaria dell'area portuale di Sciacca e dell'asilo comunale di Menfi. In particolare Costa, quale responsabile della Protezione Civile, nel 2021 in cambio di lavori presso la propria abitazione avrebbe agevolato la società riconducibile a uno degli imprenditori mafiosi per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'hub vaccinale di Sciacca. Scoperto anche un tentativo di influenzare le elezioni comunali di Sciacca nel 2022. In occasione del 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, il Movimento delle Agende Rosse ha organizzato a Palermo 4 giornate di manifestazioni per ricordare non solo la strage di Via D'Amelio, ma anche nel nome di Vincenzo Agostino, il padre di Nino, l'agente di polizia ucciso con la moglie a Carini. Vincenzo è morto il 22 aprile scorso senza ottenere verità e giustizia, e questo sarà il tema della manifestazione che inizierà il 16 luglio alla casa di Paolo per culminare in Via D'Amelio il 19. E manca appunto una settimana al 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Una strage per la quale non c'è ancora nessuna verità. A Caltanissetta si apre l'ennesimo processo per depistaggio e adesso la famiglia Borsellino cita in giudizio anche lo Stato, responsabile civilmente del risarcimento, perché i presunti autori del depistaggio erano servitori dello Stato. Manlio Viola. La famiglia del giudice Paolo Borsellino chiama in giudizio in sede civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, ritenendoli civilmente responsabili del depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. È stata infatti depositata la citazione civile che accompagnerà il processo penale. I figli di Paolo lo hanno fatto parallelamente alla costituzione di parte civile proprio nel corso dell'udienza preliminare che si è tenuto questa mattina a Caltanissetta a carico dei 4 agenti accusati del depistaggio. Una richiesta analoga ma separata è stata avanzata dal fratello del magistrato Salvatore Borsellino. Per i figli di Borsellino lo Stato ha la responsabilità civile al risarcimento, visto che i poliziotti indagati lavoravano proprio per le istituzioni. Istanze che rappresentano comunque un atto dovuto, precisa l'avvocato della famiglia Borsellino. Intanto questa mattina la Presidenza del Consiglio e il Ministero si sono a loro volta costituiti parte civile contro gli agenti sotto processo, definendosi parte lesa. Imputati nel processo sono Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi,
Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, tutti ex appartenenti al gruppo di indagine Falcone Borsellino delle forze dell'ordine, accusati di aver dichiarato il falso deponendo come testi nel corso del processo di primo grado sul depistaggio delle indagini di quella strage. Il GUP Davide Salvucci si è riservato di decidere sulle parti civili e anche sulle richieste degli avvocati difensori degli indagati. La prossima udienza si terrà il 19 settembre. Gravissimo incidente stradale sulla A19 nell'Ennese tra Catenanuova e Agira. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una donna di 74 anni. Suo marito, un 77enne, è stato trasportato con un elicottero del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E rimaniamo in tema. Due giovani di 19 e 23 anni in sella a una moto hanno perso la vita in un incidente stradale stanotte in corso Indipendenza a Catania. Da capire se si sia trattato di un incidente autonomo o ci sia stato un imprevisto. Lorena Dolci. Salvo Giardino e Alfio Cuffari sono morti. 19 e 23 anni erano insieme a bordo di una moto in corso Indipendenza all'altezza dell'incrocio con corso 4 novembre. In questo punto la frenata, poi il volo, l'impatto che non gli ha lasciato scampo, anche perché entrambi sarebbero stati senza casco. Un tragico incidente nel cuore della notte, intorno alle 3. A nulla è servito l'arrivo sul posto dei sanitari del 118, una dinamica ancora tutta da chiarire. Alcuni amici raccontano che ci sarebbe un'auto coinvolta nell'incidente. Al microfono di Eva Spampinato il racconto di un ragazzo, non lo possiamo mostrare perché è ancora minorenne, che è stato svegliato dal messaggio di un'amica comune. Sappiamo che loro stavano andando verso di qua, è uscita una macchina. E per evitare la macchina lui ha provato a frenare con il briciolino dell'Etna e la moto proprio hanno fatto l'incidente. Erano in due sulla moto? Due sulla moto. Avevano il casco? No, senza casco erano. Circostanze ancora tutte da verificare. Indagini sono in corso per riscontrare tracce di altri mezzi coinvolti nell'incidente mortale o quale sia stato l'imprevisto che ha fatto perdere il controllo della moto. Giardino, che lavorava in un hotel, era un grande appassionato di due ruote e sin da piccolo aveva avuto diversi mezzi. Si può certamente dire che era un guidatore esperto, aspetto questo che lascia ancora più nel dolore e nello sconforto chi conosceva i due ragazzi. A Palermo primo pomeriggio senza presidio di polizia e carabinieri e scatta di nuovo la rissa con un ferito in centro. Il titolare di un bar in via Macheda è stato ferito in modo gravissimo e nella stessa zona è stato pestato un ragazzo di 20 anni nel corso di una spedizione punitiva. Sono intervenuti in massa gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Maxi emergenza alluvione, è presentato il piano del 118, l'arma della prevenzione è fondamentale per affrontare gli eventi climatici estremi. Tonino De Mano. In piena siccità e in piena estate parlare di maxi emergenze in ambito alluvionale ed acquatico sembrerebbe un paradosso ed invece è piena attualità perché l'arma della prevenzione è l'unica per non farsi trovare impreparati. È stato ribadito più volte nel corso dell'incontro tenutosi all'ospedale Cannizzaro ed organizzato dal Seus 118. Obiettivo: fronteggiare e gestire eventi catastrofici estremi purtroppo frequenti negli ultimi anni in Sicilia. Dall'alluvione di Giampilieri e Saponara alle improvvise inondazioni delle grandi città Palermo e Catania, l'intervento immediato è l'unica soluzione. Uomini e mezzi pronti ad entrare in azione, come ribadisce il direttore del 118 Riccardo Castro. Oggi le condizioni climatiche, inutile dirlo, sono mutate. Di estate, per esempio, quando non eravamo in passato abituati, oggi imprevedibilmente può succedere un'alluvione, qualsiasi condizione atmosferica imprevista. Oggi ci dobbiamo pensare in tempo, in prevenzione, per essere pronti a tutto ciò. Concetti ribaditi e rafforzati da Salvo Giuffrida, direttore generale del Cannizzaro. Per assicurare bene un intervento nell'emergenza bisogna mettere in campo tutte le azioni prima che l'emergenza emerga. Questo è un ospedale votato per l'emergenza e su questo abbiamo puntato per far crescere la qualità dei servizi resi. Una giornata come questa, dove si mettono insieme gli attori e le proposte che possono emergere di formazione per una corretta informazione sull'utente, credo che sia importante se non fondamentale. Presentati il gommone catamarano capace di trasportare e soccorrere 7 persone e i nuovi dispositivi di protezione individuale.
Fiamme a Buseto Palizzolo lungo la strada statale 187. Il fuoco arrivato a ridosso delle abitazioni ha aggredito anche alcuni capannoni artigianali. Le fiamme spinte dal vento hanno raggiunto anche un deposito di pneumatici in contrada Giamboi e per arrestare l'avanzata delle fiamme è stato necessario l'impiego di autobotti private. Un elicottero e il Canadair è stato invece richiesto su Bosco Scorace per un incendio di vaste dimensioni. Fiamme anche nella zona del parco archeologico di Segesta, vigili del fuoco in azione nel Palermitano. Neri Marcorè, la passione per il cinema, l'artista poliedrico si racconta al nostro TG e parla del suo amore per la Sicilia. Francesco Aloi. C'è di mezzo una donna? No, perché mai? Perché c'è sempre di mezzo una donna. Zamora, la sua prima opera da regista, una commedia, Neri Marcorè l'ha presentata anche in Sicilia, all'Ortigia Film Festival. La regia cinematografica mi mancava e era qualcosa che volevo prima o poi affrontare ed è arrivata l'occasione con questo libro di Roberto Perrone. Buonasera a tutti. Dall'inizio della sua carriera sono passati 35 anni ed è sempre stato un continuo crescendo. L'inizio è stato un po' casuale, anche se ovviamente con tutta la mia volontà e impegno, però non pensavo proprio che avrei fatto questo mestiere. Negli anni 90 lavora anche con Raffaella Carrà, nella striscia satirica TGX a Ricomincio da 2. A questo punto il vostro Brunino Vespino chiude il suo collegamentino. Che ricordo ha di lei? Di una persona molto generosa con gli artisti, che sapeva riconoscere il talento, che dava spazio al talento. Indimenticabili le imitazioni, una delle più belle è questa. Ecco Alberto Angela. Un tempo sorgeva un grandioso anfiteatro. Ma nella sua biografia c'è di tutto. Un artista poliedrico che non si fa mancare nulla, dal cinema alla TV, dal doppiaggio alla musica. La mia terra, io mi sono convinto che... E poi il suo amore per la Sicilia. Poterci mettere un piede e poi fare un piano per tornarci, penso che è una cosa da fare. E adesso una pausa, tra poco parliamo di calciomercato, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, varato il calendario di Serie B, il Palermo giocherà le prime 3 partite tutte in trasferta. Il club dovrà eseguire dei lavori al Barbera e ha chiesto di giocare fuori casa i primi match, esordio a Brescia per i siciliani. Marco Gullà. Saranno tutte in trasferta come richiesto direttamente dalla società per effettuare lavori al Barbera. Le prime 3 giornate di campionato per il Palermo è stato varato il calendario di Serie B. Rosanero che esordiranno nel weekend del 17 agosto al Rigamonti di Brescia, poi Pisa e Cremonese sempre fuori casa. L'esordio casalingo sarà al Barbera a settembre contro il Cosenza, turni di campionato anche a Santo Stefano e Pasquetta. Nel frattempo Rosanero che lavorano a Livigno, il ritiro è fatta per Thomas Henry che raggiungerà nelle prossime ore i suoi nuovi compagni. Nicolao ha svolto le visite mediche ed è già un nuovo giocatore rosanero, così come Pierozzi che sta ultimando gli ultimi dettagli del suo trasferimento dalla Fiorentina. Volti nuovi come quello di Alfred Gomis, esperto portiere presentato in ritiro e che in teoria farà da chioccia al titolare del Splanche. Fondamentalmente penso che questo Palermo la società stia strutturando la squadra per avere 23, 24, 25 titolari, perciò tutti quanti devono dare il meglio di sé, essere a disposizione e cogliere l'occasione appena arriva, quindi ognuno con le proprie qualità e mettere a disposizione del gruppo. In partenza Soleri, Aurelio e Pigliacelli, i primi 2 allo Spezia, il portiere al Catanzaro. Catania pronta a far ripartire la stagione, anche se sul mercato i rossazzurri sono ancora molto attivi. Attese novità in giornata, silenzio ancora a Messina, mentre a Trapani è ufficiale anche l'arrivo di Zupel. Vediamo.
È il giorno del raduno, i giocatori del Catania stanno iniziando ad arrivare alla spicciolata in città, pronti a mettersi a disposizione del tecnico Mimmo Toscano prima della partenza per il ritiro di Assisi. Ma è sempre il mercato a fare la parte del leone nell'attenzione dei tifosi. Dopo Luca Verna, i rossazzurri dovrebbero ufficializzare a breve anche Di Tacchio ed Andrea e sono sulle tracce del trequartista Nicola Dal Monte e del difensore Mario Rierardi. Ma Faggiano, aiutato da Toscano, sta lavorando ai fianchi anche per Simone Corazza, attaccante classe 91, che il tecnico conosce bene per aver avuto con sé a Novara, Reggio Calabria e Cesena. Contrattualmente è legato fino al 2025 ai romagnoli, lo scorso anno 11 gol, ma la volontà di seguire il tecnico calabrese potrebbe essere la chiave per superare la concorrenza di Gubbio, Benevento e Potenza. A Messina più che il mercato si pensa all'organizzazione della società, c'è silenzio in generale su quasi tutto. All'11 luglio ancora sono solo 5 i giocatori in rosa, non c'è un organigramma ufficiale, si attende l'esito della trattativa per la cessione della società annunciata dallo stesso club e non c'è la sede del ritiro, anche se le voci vorrebbero i giallorossi a Castelbuono. Da quando però non si sa. A Trapani dopo Carraro invece è stato ufficializzato l'arrivo di Diego Zuppel, attaccante, 22 anni, lo scorso anno ha realizzato 7 reti in 15 partite alla Cireale, ma vanta esperienza in C anche a Messina e con la Virtus Francavilla. E chiudiamo con una notizia. In vista del ritiro di Assisi, il Catania ha ufficializzato lo staff tecnico della prima squadra. Al gruppo di lavoro si affiancherà Toscano. Durante la stagione si è aggiunto il match analyst Massimo D'Urso. E per stasera dal nostro TG è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata.